signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 15. Nell'episodio precedente avevamo finalmente raccolto un altro pezzo della bussola e adesso dovremmo, forse, spero di sì, fare l'ultima spedizione per il nostro figlio di puttana, che è il nostro Buck, e forse prendiamo finalmente sto benedetto pugnale. Io però, mentre sono in questo laghetto, guardate quanto è faigo. Oddio, guarda qua sotto. Chi l'avrebbe mai detto? Vorrei raccogliere, eccole qui, delle foglie blu per un motivo molto semplice. Aspetta, devo respirare. Madonna, sto annegando. Va bene, perché volevo raccogliere queste foglie blu? Perché su preparazione e esplorazione abbiamo lo scatto felino. Guardalo lì. Chi mi segue su TikTok da tempo sa benissimo che per me lo scatto felino è un meme che mi ha reso molto popolare. Grazie a questo scatto felino, guardalo lì, dovremmo andare molto più veloce. E così facendo ci dirigiamo verso il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo dovrebbe essere... Dove cazzo è il nostro obiettivo? Ok, il nostro obiettivo è andare qui, ma prima di andare qui abbiamo questo avamposto molto vicino. Ce lo andiamo a fare in un attimo, siamo sempre armati di cecchino, mitraglietta, l'MP5 e la nostra super revolver. Mamma mia, è proprio forte. La cosa dello scatto ti fa correre un botto, raga, è da usare più spesso. Peccato che sia finito. Oh, siamo arrivati, attenzione. Il posto è questo. Allora, lì abbiamo... Cos'è? Un orso. Qua c'è un cinghiale. Altre due persone lì. Bene, proviamo a fare le cose ovviamente furtive se riusciamo. Tiriamo una pietra lì. Quello guarda quella direzione. Bisogna farlo girare. Bisogna fare il giro. Ho paura che vedano il cadavere però, raga. Qui c'è l'orso. No, se ne accorgeranno del cadavere. Sono morto. Sono morto? Sono vivo? A caso. Male. Quelli pelati, mezzi pelati non li riesco a prendere mai. Ok, avamposto completato. Anche questo abbastanza semplice. Importante è farlo. Adesso, siccome avevamo lo zaino pieno, perché nelle missioni negli episodi precedenti abbiamo lottato un sacco, andiamo subito in questa casa. Intanto prendiamoci il kit medico della vita e ci iniziamo a vendere tipo tutto. Ah, tra l'altro dobbiamo cercare di recuperare, se riusciamo, la pelle del drago di Comodo, perché almeno riusciamo a farci il portagranate migliore. Andiamo a prendere sta pelle d'orso. Non muore. Meno male, appena ho visto che non è morto con l'MP5 sono entrato in panico. Allora, non siamo messi benissimo a munizioni. Cos'è sta missione? Oh, animale raro. Un guaritore ha bisogno di una carcassa di drago di Comodo. Cacciane uno con l'arco fornito nella zona indicata. Minchia. Tra l'altro mi avete detto di riusare l'arco, e quindi sì, useremo l'arco da questo episodio. Raga, io ho letto il commento dal momento in cui fino all'episodio 10 l'avevo già registrato, quindi è per questo che non ho usato l'arco. Adesso, con la scusa che la missione ce lo fa prendere, iniziamo a riutilizzare il nostro carissimo arco, che poi tramanderemo di Far Cry in Far Cry, e anche sul 4 utilizzeremo sicuramente l'arco. Allora, la zona non è lontano e nel frattempo che dobbiamo cacciare il drago ci farà molto comodo, perché almeno cambiamo il cecchino. Ci farà molto comodo perché almeno in questo modo riusciamo ad ottenere pure la pelle del drago di Comodo che ci serviva per le granate. Allora, adesso stiamo attenti. Spariamoci un istinto di caccia. Già a me questi fiumi così significano solo una cosa per me. Significano coccodrilli. Quindi stiamo molto in guardia. Ok, qua vedo già uno lì. Quello è strano, penso sia... Sì, è decisamente quello che dobbiamo cacciare. Tipo più duro degli altri. Aspetta. Tanto uccidiamo questo. Comunque l'arco me lo devo fare senza mirino. Io viene molto più semplice. Vediamo se riusciamo. Ok. Fatto. È stato molto semplice. Abbiamo cacciato il drago di Comodo. Madonna. Ok. Prendiamo pure gli altri, così almeno possiamo farci questa ricetta. Qua c'era l'altro. Perfetto, puoi realizzare questa ricetta. Borsa granate grande e super borsa, perfetto. Con il drago, quello lì che abbiamo appena cacciato. Perfetto,
fin qui ci siamo potenziati al massimo. Raccogliamo una bacca di questo tipo, quelle ambrate, così possiamo crearci di nuovo l'istinto di caccia. E adesso possiamo tranquillamente viaggiare rapidamente fino a questo avamposto, dove ci andiamo a fare il ricercato e poi andiamo nella missione. Eccolo lì il nostro arco della vita. Io adesso l'unica cosa che non so... No, ho sbagliato. L'unica cosa che non so è come passare alle frecce incendiarie, ste robe qua. Un pirata si è impadronito di una fattoria per coltivare droga. Onora la tradizione Rakyat. Uccidilo con un pugnale. Attenzione, onoriamo tutto. Guardala lì, che mezzo che abbiamo preso. Ci andiamo subito con questo. Questo in teoria è il mezzo più veloce. Ok, dovremmo andare tipo di qui. Ok, siamo vicini alla zona. Possiamo pure posteggiare qua, così evitiamo di fare rumore. Ok, siamo arrivati in zona. Ce la facciamo con l'arco in onore di chi mi ha detto di riprendere l'arco. E adesso stiamo attenti. Allora, intanto lì ce n'è uno. Oh, 2, 3. Facciamo rumore tipo lì. Merda. Ok, questo mi ha sgamato. Dovrebbe essercene tipo un altro. Dai, ma vai a cagare. Ok, facciamoci perdere di vista da questo. No, non va bene. Vai, passa di qui che ti scazzo la vita. Vai a cagare. Guarda come io vorrei saccheggiarlo. Sempre mi dà priorità allo scambio dell'arma. Che due coglioni. Guarda, è sempre così. Secondo me questo qui è un errore, raga. Che non è possibile. Allora, questa missione l'abbiamo fatta. A sto punto possiamo dirigerci direttamente verso questo punto. Prendiamo la macchina. E adesso arrivato in zona crasheremo, ovviamente. Ok, la mia macchina non è messa benissimo. Ma no, ecco. Caga, che due coglioni. Ok, ho raccolto una foglia blu, ragazzi. Facciamo lo scatto felino qua. Super apnea addirittura. Nuova siringa. Nuova pianta sbloccata. Il fior di loto. Ok, saliamo per di qui. Peccato che dura soltanto, mi pare, 20 secondi. Si fermi. Scendi dalla macchina. Voglio tornare a casa. Vai a pera però. Che cazzo. Però c'è da dire che, raga, Far Cry ti immerge. Cioè, almeno il 3 sarà proprio il valore affettivo che do a questo gioco. Però vedete, girare con queste auto in questa vegetazione non è male, veramente. Non è male, è fatto proprio bene. Guardate qua, questo qui è un punto che ho sempre amato di Far Cry 3, perché c'è tipo un buco enorme. Qua una voragine praticamente. Guarda quanto siamo alti qui. È fantastico sto luogo. Vediamo se lo prendo. Che se lo prendo. Niente. Comunque parliamo con il nostro Ba che si prende il sole qua. La bussola punta verso il basso. Come? Neanche un ciao? Che brutto. Ora di storia. La tomba del capitano Lincoln. La leggenda narra che si prese delle fisse da faraone e se la fece costruire dagli autoctoni prima dell'arrivo di Zenki. Nessuno sapeva dove fosse. Ma per me... Buon voyage, amico. No problem, ce la posso fare. Beh, mi sa che dobbiamo entrare qua sotto. Vabbè, per forza. Aspetta che qua c'è un forziere. Beh, quindi dobbiamo saltare. E niente, signori. Salto della vita. Oddio, che cazzo è il FOV? Ok, dobbiamo arrampicarci man mano. Ma quasi, mamma mia, bellissimo. Saliamo. Ok, c'è una grotta. E qui si continua, tra l'altro. Però è qui che dobbiamo andare per fare la missione. Ok, siamo all'interno di un dungeon. Abbiamo 10 frecce. Qua ci sono i funghi, quelli che abbiamo raccolto dal dottore lì. Quelli super allucinogeni. Ok, di cui si sale, già sento un cane. Non è un buon segno. Speriamo soltanto che qui ci sia il benedetto pugnale. Oddio. Una soffiata di bug. Dai. Ok. Silenzio, abbiamo fatto tutti. Meno male. L'unico problema è che mi sa che non ho frecce adesso. No, c'è qualcun altro.
Minchia, un corazzato. Ma qua stanno facendo detonare. Minchia, l'ho one-shottato. Eh sì, però che due coglioni, sembra mi cambia arma. Ci sono altri due nemici, li vedo nella minimappa. Ecco. Colpo alla faccia. Devi lottare. No, sono morto. Perfetto. Fatti entrambi, uno con il colpo alla testa. Vedete, senza il mirino viene molto meglio. Ho finito le frecce, solo la freccia incendiaria. Frecce normali ne ho solo uno. No, peccato. Vediamo se lo prendo con quella incendiaria. Mi sa di sì. Bene, l'ho preso, però vediamo se abbiamo un modo di creare le frecce. Non penso. No, posso fare solo le frecce infuocate con le molotov, le frecce esplosive con le granate. Abbiamo finito i colpi. Oddio! Cioè, me li sono ritrovati qua che non mi hanno visto. A caso. Battimento a catena. Ok, fatti. Ok, qua abbiamo la corda con il cavo, quindi possiamo usare la secondaria grazie all'abilità. E io vorrei vedere onestamente se abbiamo punti abilità. Magari abbiamo un'abilità che ci permette di raccogliere le frecce. Vediamo nello squalo. Abbattimento con granata, no? Minchia, questo è l'abbattimento per abbattere quelli pesanti. Ma arciere esperto, migliora la sensibilità con l'arco. Sì. Estrae le frecce più velocemente del 50%. Attenzione. Dai, miglioriamo le nostre abilità da arciere a sto punto. Colpo alla faccia. No, cazzo li fai la foto? Mi sa che siete morti, signori. Perfetto. No, oddio, mi è esplosa una granata qui, non mi sono fatto. No? Minchia, là sotto, come cazzo lo prendo? A 3 frecce li ho recuperate. Ah, ma le recupero allora le frecce dai cadaveri in automatico. Pensavo c'era un'abilità per poterlo fare. Il problema è che dovrei curarmi, posso provare. Minchia, non vedo un cazzo, raga. Aggiustiamoci il pollice. Merda, non vedo un cazzo. Ok, avanziamo di prepotenza. Là, guardalo lì. Ci stacchiamo dal cavolo, lo facciamo fuori così. Purtroppo non so se abbiamo trovato frecce. Spero di sì, però abbiamo trovato il giubbotto antiproiettili. Questo ci protegge un bel po' dai danni. Abbiamo soltanto 3 frecce. Ok, da qui possiamo scendere. Sembra acido. Col cazzo che ci entro. Cazzo. Il problema è che qui è acido, dobbiamo stare molto attenti. Merda, raga. È pieno. Sono 2, 3 e uno di loro è un cecchino. Non è un cecchino, è un lanciatore. Fatto uno. Oh! E grazie al bazooka, chiunque tasuka. È finita. Pazienza, raga, purtroppo non abbiamo frecce, quindi non possiamo usarle tantissimo. No. Come sono morto? Sono morto mentre sono vivo. Ma che cazzo mi stai dicendo? Ma che significa, raga? Sono vivo. Ma che cazzo è? No. Questa è la priorità. Ok. Affacciati, la prego, buon uomo. Mamma mia, raga, cosa? Ok, colpo alla testa. Cazzo è successo? Non ve lo so dire. Saranno caduti nell'acido. Se lo meritano, se lo meritano. Poi che cazzo ci facevano qua sti pirati senza la bussola, senza nessuna indicazione? Sapevano già. Vabbè, difficile da prendere quello. Andiamo man mano a avanzare. Perfetto, guardalo lì. Meno male che abbiamo il super revolver. Ok, lottati tutti. No, merda, sto ricaricando. Il pugnale è mio. Bene. Ancora la stessa porta. Mettiamo la bussola incredibile per aprire la porta. E qua dentro, in teoria, dato che la bussola ce l'abbiamo noi, non dovrebbe esserci nessuno, che da noi è impossibile. Guarda qui, guarda qua questo scheletro. Queste cose sono secolari. Mamma mia, raga, che posto. Attraversa le terme. Wow, questo posto è enorme. Mamma mia, è fantastico, raga. C'è un pappagallo. Oddio, uccello del paradiso. Bene, devo cercare di arrivare da quella parte. Beh, posso scendere tranquillamente da qui. Magari non proprio tranquillamente. Meglio fare un giro un po' più safe. Beh, mi sa che dobbiamo aspettare che l'acqua un po' si abbassi, perché se notate c'è una specie di alta marea, vedete?
Aumenta un po' il livello dell'acqua, ma abbassa allo stesso tempo. Qui non ci viene nessuno da 100 anni. Anche di più, mi sa. Ci siamo, guarda qua. Guarda che strano. Il fuoco che si accende così. E qua possiamo inserire il pugnale su questa statua. Cioè la bussola. Vabbè, un passaggio sotterraneo qua. Sento un serpente intanto. Partiamo da questo. Oh, è un drago, ok. Fermi. Con calma. Oh, l'amico era pazzo come un cavallo. Ok, fatti entrambi. Ok, qua abbiamo il sarcofago, raga. Penso sia qui il pugnale. Oh, quanto cazzo è antica sta roba. Aia. Dai, devo farcela! Oddio, ma si sta. Dai. Vai, raga. Mamma mia, bruttissimo. Morire così non è il massimo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finalmente il benedetto pugnale. Vediamo cosa ci dice adesso. Non sei qui! Questa volta no, l'hai trovato? Il pugnale? La tomba? Sì, ho il pugnale, arrivo! Bene, io direi di ritornare subito da lui, raga. Vediamo cosa ci dice. Lui dove cazzo è ora? A Bad Town. Penso ci rincontriamo al bar. Però sta persona lavora per Hoyt. Noi abbiamo una taglia, diciamo, sulla testa. Non so quanto possiamo fidarci onestamente di Buck. Cioè, che ora ci diamo il pugnale, ci dà Kit. Non penso sia così semplice, ecco. Eccoci qua, in una baracca vicino alla baraccopoli. Entriamo, vediamo cosa ci dice il buon uomo. L'hai trovato? Dai, dammelo. Prima Kit. D'accordo. È dietro la porta. Ma così ci fidiamo? Bisogna darne atto a quei cazzo di cinesi. Se ti sventrano, lo fanno con gran stile. Ti immagini essere sbudellati da questo? Come se Shakespeare ti pugnalasse con il calamo. Oh, però ha ragione, qua c'è Kit. Basta, ti prego! Ti scongiuro, non mi toccare! Non ce la faccio più! Jason, tirami fuori di qui. Dai, ti supplico. Amico, devi tirarmi fuori di qui. Ti tiro fuori, ok? Sì, lo prometti? Promettimelo. Ah, sì. A proposito, ragazzo, ti ringrazio, Mi piacerebbe davvero dimostrarti la mia gratitudine. Sai come si fa tra uomini? Perché ti tocchi le palle? Che potevamo andare. No. Ho detto che Kit poteva venire con te, ma tu non vai da nessuna parte. Adesso ce ne usciamo dalla... Andate quando lo dico io. Oh cazzo. Vai bene anche al sangue come una bistecca. Attenzione, raga. Oh, attenzione, combattimento incredibile. Figlio di puttana! Ok. Devo fare una sequenza di tasti. Cazzo di preliminari malati. Vai, che cazzo fai, Che cosa fai? Ah, ti stata. Sta roba non so perché l'hanno fatta così, Jason, con uno sfondo sicuro che sia diverso. morto? Andrà tutto bene. Vieni con me. Conosco un posto dove sarai al sicuro. Io direi Buck fuori dai coglioni, questa è la miglior cosa che poteva succedere. Minchia, abbiamo ucciso sia lui e si è salvato Kit. Godo. Sicuramente andremo ora... Cos'è? Preferisco il tricheco, disse Alice. Si vedeva che gli dispiaceva almeno un pochino per le povere ostriche. Ma che cazzo significa? Ne ha mangiato più del carpentiere, disse Pinco Pallino. Eccolo qua. Daisy, Lisa e Oliver sono qui. Sarai al sicuro. Senti, non raccontargli niente, ok? Ok.
di saper badare a me stesso. Ma invece Senti, ti riprenderai, ok? nessuno si riprenderà. Troverò Riley e saremo a Santa Monica in men che non si dica. Riley è morto. No. Mi spiace. Ha provato a scappare e gli hanno sparato. È mio fratello. Mi spiace. Prego. Ehi, Non Riley. fratello, che cosa ti è successo? È una lunga storia. Laviamolo. L'hanno ucciso. Voss e Hoyt, figli di puttana. Un fratello non bastava. Li prenderò. Tutti. Lo giuro. Ehi. Jason, che ti succede? Minchia, Riley raga. è morto. Hai bisogno di tempo. Stai un po' qui, ci sono io. Mi prenderò cura di te. Tu non c'entri niente! Ma che cosa stai dicendo? Mio fratello è morto. Devo farmene una ragione da solo, ok? Ok. Se hai bisogno, sono qui. Vabbè, dai, se mi va un po' un lampo, magari lo faccio fare. Ci dissociamo, ovviamente. Però, attenzione, raga, nostro fratello è morto. Anche Riley, quindi, a detta di Kate. Mamma mia, raga. Vediamo se possiamo interagire un poco. Non proprio con lei, perché sarebbe un'interazione un po' strana. Però magari con gli altri membri, tipo Oliver, che è lì. Ecco, con lui posso. Questa roba è davvero una bomba. Sai, ho sentito dei tuoi fratelli. È una storia di merda. Da quando papà è morto ci siamo aiutati a vicenda. Fino ad ora. Ma sono stati fortunati. I miei erano troppo impegnati a girare il mondo per notarmi. Voi siete la mia famiglia, ma aver perso Riley e Grant fa male. Sì. Mi fai fare un tiro. No, tu segui la tua via e tiraci fuori di qui. Quel che resta di noi. Cazzo, sono troppo in down. Sarà stata l'MDMA di 2 giorni fa. Sono un po' giù di corda. Scusa. Tranquillo. Sei un drogato, cagare. Niente, raga, però comunque belle queste interazioni anche con i personaggi. Vedete, adesso niente, non posso interagire. Ah, ecco, con Daisy adesso mi fa interagire. Lui è morto, Lisa no. Vediamo Daisy cosa ci dice. Keith dorme. Sembra conciato male. Come ti va là fuori? Mi sento invincibile. Sono solo preoccupato per i ragazzi. Già. Hai sentito di Riley? Preferisco non parlarne. Davvero. Cos'è quello? Questo. Viene dalla tomba di un guerriero cinese. Ah, dimostriamo. Se fossi in te lo butterei. Cagare. È il pugnale che ci salverà. Non farti ingannare dal design. I coltelli portano via la gente, non la riportano indietro. E certo, loro ragionano ancora come gente normale, ci sta avere un pensiero così, ma è vero anche che vedi la situazione, vedi ormai che ho ucciso centinaia e centinaia di soldati di Vaas. Vi sto pure salvando il culo a uno e ancora fai le polemiche, dai, vai a cagare. Signori, io direi che per questo episodio possiamo salutarci qui, ma non prima di uscire e vedere cosa succede, così sappiamo qual è la prossima missione. Ok, porta il pugnale a Citra. Ah, perfetto, adesso questo pugnale lo consegneremo a Citra e vediamo cosa succede. Mamma mia, signori, questa cosa la faremo nel prossimo episodio. Io vi saluto, lasciate un like se vi è piaciuto il video come al solito e noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Far Cry 3. Ciao, belle mie.